I distretti commerciali nascono proprio perché diventino dei centri commerciali naturali all'aperto. Questo coinvolgono tutte le attività commerciali e rendono vivibile il territorio. Distretti, centri commerciali all'aperto. Il futuro inizia oggi. In Veneto le serrande si rialzano, le vetrine si riaccendono dopo le clausure imposte dall'epidemia. La formula funziona ed è un vero e proprio antidoto alla crisi. In Veneto i distretti commerciali sono 86, 19 nel Vicentino. L'obiettivo è ideare e realizzare progetti con un approccio manageriale. È un po' quello che viene fatto nei centri commerciali, dove c'è un manager che gestisce e dirige le varie strategie dei negozianti e del centro commerciale. Dobbiamo portarlo anche nei territori e nelle città per poter sviluppare idee e strategie nuove. Nel Vicentino, l'area berica, è un distretto territoriale del commercio che unisce Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Poiana Maggiore e Sossano. I comuni stanno lavorando al primo progetto. Dopo il riconoscimento ufficiale da parte della Regione, avvenuto il febbraio scorso, adesso stiamo già lavorando per presentare alla Regione appunto il nostro progetto che deve essere cofinanziato e quindi i tempi sono molto stretti. 5 di ottobre è il termine di consegna di questa documentazione e quindi noi stiamo qui a preparare tutta quanta la documentazione che serve e abbiamo già fatto una riunione sia operativa e adesso concreta nel mettere insieme tutti quanti i pezzi del puzzle. I fondi della regione dovrebbero arrivare entro i primi mesi dell'anno prossimo. Intanto i comuni, già impegnati a sistemare piazze, vie e ad ampliare l'offerta dei servizi per le attività commerciali, in collaborazione con Confesercenti, puntano a migliorare la promozione, il marketing, le attività di sviluppo del distretto. Insomma, l'area berica è pronta a mettere in campo nuove idee e progetti per sostenere e rivitalizzare i centri urbani con i loro negozi e le botteghe. Il commercio, le attività produttive, il turismo è una fetta importante della nostra programmazione del territorio e quindi su questo stiamo lavorando. L'altra tematica è la tematica sociale, culturale e ovviamente sanitaria. Tutto quanto insieme, legato appunto a una promozione durante l'area berica, diventa un impegno che questo territorio si deve assumere in tanti aspetti e lo stiamo dimostrando.